disturbati arraffavano tutto quello che potevano, la sistemavano nelle borse e poi fuggivano, ma non si sono accorti di essere stati immortalati dalle telecamere di un'azienda che avevano appena derubato. Ci sono finiti proprio davanti. Per loro sono scattate le manette. Si tratta di 2 rumeni pregiudicati, un 28enne e un 26enne, entrambi residenti a Pasiano di Pordenone, conosciuti alle forze dell'ordine. Il più giovane faceva parte della banda dei distributori, sgominata qualche tempo fa. Lui, rimasto a piede libero, aveva pensato bene di mettersi in società con un complice ed iniziare una serie di blitz nelle aziende fra Treviso e Pordenone. Questi erano dediti a furti soprattutto in aziende, mobilifici, officine, e rubavano attrezzatura dell'edilizia, utensilleria elettrica, carburante, gasolio. I carabinieri si sono messi subito sulle loro tracce, immediatamente le indagini ed i controlli, poi l'arresto da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Pordenone. Operavano di notte, forzavano i lucchetti, le porte, poi facevano irruzione. In 2 casi erano riusciti ad entrare senza problemi. Uno dei ladri era stato dipendente di una ditta e quindi probabilmente era riuscito a prendere le chiavi. Il loro modus operandi era semplice. Loro la sera essenzialmente si spostavano sul territorio, facevano i sopralluoghi, vedevano qual era la possibilità di difesa per mancanza di sistemi elettronici o addirittura riuscivano a manometterli e quindi effettuavano i furti. Solo nell'ultimo mese avevano percorso la bellezza di 15.000 chilometri alla ricerca dell'obiettivo e del momento più favorevole per colpire. La merce poi veniva portata in provincia di Venezia, in un garage di proprietà di un parente di uno degli arrestati. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione, così come è stata denunciata una terza persona, una ragazza 21enne che aveva prestato l'auto per i colpi ai 2 rumeni. 15 furti in soli 2 mesi. Le aziende colpite sono a Mansuè, Pasiano e Prata. Il bottino, circa 100.000 euro, è stato interamente recuperato e restituito ai proprietari.